Possiamo cominciare, se siete d'accordo. Questa nostra presentazione è un volume al quale l'Istituto Veneto tiene molto. La mia parte è minima, devo fare soltanto, non dico gli onori di casa perché i miei sono poco onorevoli onori, ma semplicemente coordinare un po' l'incontro. Credo che questo volume di cui vi parleranno sia importante per il recupero e la riproposta di un personaggio di grande evidenza. Per me è stata un po' una scoperta, ma sono ignorante. E il ruolo sicuramente è un ruolo molto, molto forte. Il libro è un libro, voi avete visto, è un libro che raccoglie una serie di indicazioni, di documenti, di carte, di interventi di alta qualità. Abbiamo per questa sera 4 persone importanti per quello che riguarda la storia e la conoscenza di Boni, dei lavori che ha fatto, di quello che è stato compreso e non è stato compreso della sua personalità, e viene ora in questo volume, credo, recuperato appieno. Ma io non vi ruberei altro tempo, io darei subito la parola alla nostra socia Irene Favaretto. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. E allora parliamo ancora di Giacomo Boni, ma come vedrete non è finita, si continua a parlare di Giacomo Boni e direi che è il tempo proprio giusto per inserire nella nostra cultura questa figura che ha tante in sé contraddizioni, ma vediamo un po' cosa hanno detto questi atti. E infatti si è sempre pensato di aver detto l'ultima parola su Giacomo Boni e invece sembra proprio che non sia così. Lo avrà pensato Eva Tea con la sua opera in 2 volumi di note biografiche e di documenti sul suo maestro. Lo avevamo pensato anche noi al convegno di cui oggi presentiamo gli atti, ed ecco però che Albert Hammerman ci porterà ancora delle novità, e delle novità importanti come sa fare lui. E ancora, Sandro Franchini ha appena pubblicato un saggio su Boni e il suo ruolo nella salvaguardia del patrimonio artistico e storico veneziano. E non è tutto. Miriam Piluti-Namer sta preparando un importante lavoro su Boni alla Normale di Pisa. E ancora mi giungono notizie da pochi giorni da Roma che Alessandro Guidi di Roma 3 ha in preparazione un convegno su Boni e lo scavo archeologico. Come vedete, Boni dappertutto. Dunque Boni, infatti, al centro del dibattito culturale di questi ultimi anni. La riscoperta di un talento naturale, di un self-made man, che già giovanissimo ebbe delle intuizioni all'avanguardia, una personalità ricca di contraddizioni, ma a cui dobbiamo molto ancora oggi nel campo dell'archeologia militante. E pensare che per anni su Boni era scesa una cortina fumosa, una sorta di damnatio memoriae per il suo passato di adesione al regime fascista, ma poi si è scoperto che vi aveva aderito già in là con gli anni e anche, se mi consente Hammerman, già un po' rimbambito dall'eccesso di adulazioni di cui era stato fatto oggetto. Molti anni fa avevo dato una tesi di laurea sugli anni veneziani di Giacomo Boni, nell'ambito di una serie di tesi sugli studiosi di antichità a Venezia nell'Ottocento, quali Giovanni Casoni, Luigi Torelli, Niccolò Battaglini, questi 2 erano stati protagonisti della fondazione del Museo di Torcello, e altri benemeriti, e avevo così scoperto questa figura di giovane dal cervello pronto e dalle capacità tecniche notevoli. Un antesignano dell'archeologia materiale e dello scavo stratigrafico, o quasi, che si fece valere e anche odiare a Venezia con i suoi lavori a Palazzo Ducale e alla Basilica di San Marco, per i suoi successi e per la protezione e l'amicizia che gli offrì John Ruskin. Certo non posso non ricordare che Ferdinando Ongania lo ebbe in grande stima, dal momento che gli offerse lo spazio per ben 2 articoli nella sua monumentale opera La Basilica di San Marco a Venezia, e 2 articoli di ampio respiro
dove si scopre la sua notevole conoscenza dell'area marciana e del suo sottosuolo, la familiarità con i vari tipi di marmi, acquisita con le esperienze, e la rara capacità in una persona di neppure 30 anni di avere delle intuizioni sorprendenti. E sappiamo che poi queste intuizioni verranno sviluppate nel suo periodo romano. Non posso non pensare, quando parlo di Boni, a tutto quel mondo di architetti, ingegneri, artigiani, scalpellini, muratori, che nella Venezia dell'Ottocento lavorava alacremente intorno a restauri di edifici cadenti, a volte con risultati oggi discutibili, a volte eccellenti, sempre però con l'obiettivo di preservare ciò che il tempo e l'incuria stavano distruggendo. Questi atti, editi dall'Istituto Veneto, sono usciti nel 2016, a distanza di un anno esatto dunque dal convegno su Boni che si è tenuto nel settembre del 2015. Merito del dottor Rugolo dell'Istituto Veneto, che ha costretto tutti gli autori a consegnare in tempi brevi il loro contributo. È merito suo, e qui gli dobbiamo un sincero complimento. L'eleganza del volume, piccolo e compatto, la scelta della copertina che vedete alle mie spalle, con un palazzo d'ario dipinto da Giacomo Boni ad acquarello inchiostro, la cura attenta della redazione editoriale, e noi curatrici, Miriam Pilutti Namer e la sottoscritta, a lavorare alacremente per rivedere i testi. Non è compito facile dare dei giudizi complessivi su di un volume dove per l'appunto compaiono anche 2 saggi delle curatrici, ma certo la figura di Boni ne esce a tutto tondo, dagli anni veneziani ai trionfi romani, al significato della sua opera vista con gli occhi della critica odierna. Un libro che si legge piacevolmente, anche per la varietà degli argomenti che pur hanno sempre come focus la figura di Boni. Ma intorno a Boni si muovono tante altre personalità, nomi noti, altri meno, che fecero parte di quel lungo periodo vissuto da Boni tra movimenti politici post-unitari, i primi albori del fascismo, le sue vicende personali, gli scavi e i successi. Gli atti si aprono con un contributo di Roberto Balzani dell'Università di Bologna, che propone un ampio quadro sulla tutela del patrimonio storico-artistico italiano tra Ottocento e Novecento e sulle polemiche sorte intorno alle varie posizioni degli intellettuali e dei politici armati gli uni contro gli altri. Nell'orizzonte veneziano spicca la figura di Pompeo Molmenti, che vorrebbe combattere per Venezia, portando alla conoscenza di tutti i problemi della città, come scrivo ad un amico nel 1887, e cito: «Qui di me non si tratta, ma della conservazione di una città originale che è patrimonio artistico del mondo intero». E si trova contro i governanti, a cominciare da Paolo Boselli, che fu Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1916 al 1917, che in modo fumoso gli ribatte che l'arte non è privilegio, ma nel senso buono aristocrazia. Mentre, dice sempre Boselli, gli sventramenti sono democrazia giusta e buona. Era il periodo in cui si aprivano cali anche dopo Napoleone e si buttavano giù edifici. E Pompeo Molmenti, desolatamente, qualche anno più tardi si chiede: e a Venezia, nell'unica Venezia, perché il Ministero dell'Istruzione Pubblica non ha fatto sentire che non ha soltanto il diritto, ma il dovere che si protegga la bellezza della città più caratteristica del mondo? Mi sembra di sentire la recente frase di un nostro ministro che diceva: con la cultura non si mangia. Nulla dunque da allora è cambiato. Bruno Zanardi, dell'Università di Urbino, mette in luce il ruolo che Boni ebbe al convegno degli ispettori onorari dei monumenti e scavi tenutosi a Roma nel 1912. Nell'occasione Boni tenne una relazione da Zanardi definita complessa e densa, in cui traspare subito lo spirito pratico e realistico dell'archeologo, che asseriva, e cito: «Un fatto valga più di 100 supposte teorie». L'elenco degli scavi da Boni condotti nella Valle dei Fori stupisce ancora oggi per i problemi affrontati nell'indagare monumenti tanto difficoltosi e tanto diversi tra loro per epoca e struttura. Ma ormai qui nel 1912 troviamo un Boni sicuro di sé e dei suoi successi, e più ancora delle sue competenze tecniche in fatto di materiali. Un Boni che fornisce consigli sulla conservazione degli stucchi e degli intonaci, dei metalli e del legno.
La chiusura della relazione di Zanardi è dedicata alla flora indigena che, rifiorendo sul luogo degli scavi, avrebbe abbellito, e questo voluto da Boni, avrebbe abbellito col colore dei suoi fiori e le tonalità diverse dei verdi il terreno delle esplorazioni archeologiche, rendendolo meno squallido. Un Boni dunque che rivela anche ottime competenze da botanico, diremmo oggi da architetto dei giardini. Miriam Pilutti Namer, della Normale di Pisa, mia co-curatrice degli atti, espone una preziosa parte del lavoro di ricerca che sta conducendo su Giacomo Boni, di cui alcune anticipazioni sono già in corso di stampa negli annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici. E a Flora Palatina, un articolo di Boni del 1921, accenna anche Pilutti Namer, che pone in luce l'interesse innovativo dell'archeologo per l'ambiente e la sua conservazione, pur nei mutamenti avvenuti attraverso il passare del tempo e della storia. Ma è soprattutto alla figura di Eva Tea che l'autrice dedica alcune pagine scritte, direi, con passione e comprensione, cercando di penetrare nella personalità di questa insegnante divenuta archeologa, affascinata da Giacomo Boni, di cui fu assistente, allieva, seguace, forse innamorata. Una personalità apparentemente sbiadita, soggiogata sembrerebbe da quella ben più forte del suo maestro e mentore, che però tende a riscatto con quei 2 volumi da lei scritti, che sono una serie di poema dedicato a Boni, ma che a ben leggere mostrano da una parte e dall'altra debolezze, vanità e incomprensioni. Carlo Franco di Ca' Foscari scandisce il suo contributo in 4 capitoli, impostati sui cambiamenti di Venezia nella sua struttura urbana dopo l'unità e sul ruolo assunto non già solo dai locali, spesso divisi da posizioni ideologicamente opposte, ma pure dagli stranieri, in primo luogo da John Ruskin, che non vede di buon occhio l'evoluzione modernistica di Venezia ed è in disaccordo totale con la costruzione del ponte ferroviario e con tutto ciò che questo comportava. Se l'influenza che Ruskin ebbe sul giovane Boni è scontata, meno nota è l'importanza che per Boni ebbe la vicinanza con la stampa non solo locale, alla quale egli affidò il suo pensiero spesso controcorrente a riguardo dei restauri e della tutela degli edifici storici. Per inciso vorrei dire che per essere un autodidatta, Giacomo Boni, fin dai primi articoli, dimostra di avere una penna facile, scorrevole e un modo corretto e chiaro di esprimersi. La sua forte vena polemica gli alienò non poche simpatie in città e molti furono coloro che videro con sollievo la sua partenza per Roma, nonostante gli appoggi negli ambienti intellettuali, quale l'Istituto Veneto, l'Ateneo Veneto, la Deputazione di Storia Patria per le Venezie, istituzioni queste 2 ultime che lo videro anche nella veste di socio attivo. Qui mi fermo per lasciare a Miriam Pilutti Namer ricordare gli altri contributi che compongono gli atti, conscia che, per ragioni di brevità, nel proporli alla vostra attenzione, molto è stato tralasciato anche di argomenti importanti, ma spero che questo possa accrescere la curiosità di chi si appresta a leggere il volume. Tanta strada ha compiuto il nostro concittadino, nato nel 1859 in Calle Gradisca, non lontano dalla chiesa della Madonna dell'Orto. Tanta strada da quando imparava, lavorando da manovale in Palazzo Ducale, tutti i segreti delle pietre e dei mattoni. Come dicevo all'inizio, mi ha sempre fatto specie la fiducia che in lui ripose Ferdinando Ongania, quando gli affidò 2 capitoli della sua opera sulla Basilica di San Marco. Boni allora aveva meno di 30 anni, ma evidentemente già si era fatto valere per la sua competenza e già si era meritata la stima dell'editore. Stima e fiducia che Boni dovette nutrire in se stesso e che lo accompagnarono anche nei primi difficili anni della sua chiamata a Roma. Il carattere spigoloso, forse retaggio della provenienza cadorina della sua famiglia, non dovette facilitargli i rapporti con i politici, che pure lo incensarono, neppure con i colleghi e i collaboratori. Anche la devota Eva Tea non dovette avere con lui una vita facile. Ma nel complesso dobbiamo a lui, ed è per questo che continuiamo ad occuparci della sua opera, una diversa impostazione non solo nella ricerca archeologica, ma anche in una visione illuminata della conservazione dei monumenti e del restauro architettonico, problemi che ci inseguono tuttora e che non possiamo certo dire
di avere del tutto risolto. Grazie. Grazie, grazie. Queste prime notazioni molto importanti anche per quello che riguarda il ruolo di Boni, sul quale chiudevi, al di là della ricerca archeologica, tenendo conto di quello che un dato che emerge, mi pare, da questo volume, tenendo conto del fatto come ci riporti in un momento delicatissimo per Venezia e Roma, in questo rapporto che è tra il vecchio e il nuovo, tra lo Stato preunitario che ancora in larga misura vive e vive con le sue abitudini e lo Stato nazionale nuovo che comincia a vivere con le sue abitudini e questo personaggio da questo punto di vista è proprio una sorta di ponte difficile, molto veneziano ma romano, con colpi di fortuna e ostilità. Sì, sì, capacità di muoversi, anche fortune. Guardando il volume vedevo che dopo Evatea, che naturalmente è diciamo una sorta di elemento ritornante in questo volume, come in tutto quello che riguarda Boni, la sua biografia, è Ruskin. E questo già vuol dire come dire, un incontro di realtà che non sono così semplici molte volte, ma sono molto significative. Comunque io non devo aggiungere nulla, volevo solo dare la parola a Miriam Pilutti-Namer. Nel ringraziare Irene Favaretto e Gerardo Ortalli dei loro interventi, io procedo a illustrare sinteticamente i contenuti degli altri saggi che potrete trovare nel volume. Sandro Franchini dell'Istituto Veneto dedica il suo intervento al tema della salvaguardia di Venezia e al peculiare modo in cui se ne interessò Boni. Si tratta, specifica l'autore, di considerazioni preliminari, ampliate in un volume che è uscito a stampa per Marsilio proprio in queste settimane, dal titolo emblematico Quando cultura e politica salvarono Venezia, sottotitolo Giacomo Boni e il destino di Venezia tra 8 e 900. Il saggio, per quanto introduttivo, ha una fisionomia ben delineata e analizza gli interventi di Boni in difesa di Venezia dalla prima giovinezza sino all'età avanzata. Franchini sottolinea e ridona luce e vita a un complesso contesto corale di azioni e denunce di coloro, soprattutto Pompeo Molmenti, ma anche Giacomo Boni, che si batterono per evitare che Venezia divenisse una città come le altre. Questo fu possibile, riconosce l'autore, grazie al sostegno concreto di istituzioni quali anche l'Istituto Veneto stesso, la Deputazione di Storia Patria per le Venezie e l'Accademia di Belle Arti. Un quadro d'insieme ben lontano, insomma, dalla rappresentazione che Evatea fa di Boni come un eroe solitario e incompreso, piuttosto una peculiarità tutta veneziana di sintesi tra pensiero e azione, di scontro tra le esigenze della cosiddetta modernità e la necessità di tutelare gli aspetti tradizionali di una città unica al mondo. Un rapporto speciale quello di Boni con Venezia, città capace di offrire a un giovane d'ingegno ma privo di mezzi sia opportunità di studio che occasioni di emergere. È senz'altro il caso della fortunata collaborazione che ebbe Boni con Ferdinando Ongania, quell'apprendistato di lusso sul quale Irene Favaretto dell'Istituto Veneto ritorna nel suo saggio. L'edizione capolavoro di Ongania della Basilica di San Marco in tutti i suoi aspetti trae origine proprio dal dibattito che a partire dagli anni 70 dell'Ottocento si svolse attorno ai restauri di parte dell'edificio. È Giambattista Meduna a essere fortemente criticato e niente di meno che la Society for the Protection of Ancient Buildings, fondata da William Morris, a muoversi a livello internazionale dopo che John Ruskin aveva fatto sua la denuncia del giovane Alvise Piero Zorzi. All'interno del progetto di Ongania trovarono spazio anche corposi saggi commissionati da Camillo Boito. Come Irene Favaretto ha già detto, di competenza di Boni furono le pagine sul sottosuolo marciano, da lui indagato a partire dal 1885 e il cui esito è costituito dal celebre disegno della cosiddetta stratigrafia delle fondazioni del campanile di San Marco, ma soprattutto di competenza boniana fu l'indagine sui marmi, che il futuro archeologo seppe riconoscere con precisione, interessandosi anche al contesto dal quale potevano provenire.
e quella celebre indagine di Boni del 1885 al campanile di San Marco gli valse come titolo d'eccezione per ottenere l'affidamento dello scavo delle fondazioni al momento del crollo, avvenuto nel 1902. Ed è di questo argomento che tratta il saggio di Michela Sediari, funzionario archeologo della Soprintendenza di Venezia, e di Ettore Vio, già proto di San Marco, che ho l'onore di avere al mio fianco. La vicenda, ripercorsa da Michela Sediari nell'introduzione, portò al rinvenimento di una nutrita quantità di materiali di epoca romana che vennero riutilizzati nell'Alto Medioevo ai fini dell'erezione del campanile. Ed è di alcuni di questi spolia, questo è il termine tecnico che li designa, che racconta Ettore Vio, seguendoli in una labirintica vicenda burocratica dal cortile del Palazzo Ducale fino ai magazzini della Procuratoria e con particolare attenzione ai mattoni di epoca romana, alcuni di questi tuttora inediti, fino a un possibile futuro allestimento all'interno della loggetta del campanile. Al saggio di Daniele Manacorda, dell'Università di Roma III, è affidato invece il ruolo di legare l'operato di Boni a Venezia con l'attività al Foro di Roma. A partire da alcune puntualizzazioni sul metodo stratigrafico, specificando che l'indagine sul campanile del 1885 si deve più precisamente definire come una sequenza architettonica, Manacorda ritorna sull'argomento dei fondamenti della storia dell'archeologia italiana, del quale lui stesso aveva messo le basi negli anni '80. Ne nasce quindi un corposo saggio di rivisitazione delle interpretazioni che dell'operato e della figura di Boni sono state fatte, a partire dal giudizio liquidatorio di Ranuccio Bianchi Bandinelli, e siamo negli anni '50, fino a quella che potremmo definire la riabilitazione degli anni '70 da parte di Andrea Carandini nel suo Archeologia e cultura materiale. Un saggio, quello di Manacorda, dal quale emerge con molta chiarezza il ruolo chiave che Boni ha avuto e possiamo dire ha tuttora nell'archeologia italiana, sia per lo sviluppo della disciplina come scienza, sia per il contributo al dibattito che ha indirettamente offerto alla grande stagione dell'archeologia italiana degli anni '70. Un saggio degno del massimo interesse sullo sviluppo dell'archeologia come scienza è quello di Albert Hammerman, Colgate University di Hamilton, New York, dedicato alle origini del Foro di Roma e in particolare all'indagine del cosiddetto Equus Domiziani, avvenuta tra il 1903 e il 1904. Viene qui enucleato e spiegato l'aspetto solitamente poco indagato di Boni, archeologo, potremmo dire preistorico, messo alla prova in un contesto d'eccezione quale quello del centro del Foro di Roma. Pur trattando di una vicenda molto specifica, l'autore sottolinea le innovazioni apportate da Boni, che furono premessa e confronto sia per Gierstadt negli anni tra 40 e 50, sia per lo stesso Hammerman al momento di confrontarsi con l'affascinante, quanto tuttora dibattuta cronologia di riferimento delle origini del Foro di Roma. I successivi due saggi di Federico Guidobaldi, già Pontificio Istituto per l'Archeologia Cristiana, e di Andrea Paribeni, Università di Urbino, trattano delle vicende documentarie delle immense eredità lasciata dall'archeologo all'esecutrice testamentaria e sua assistente Eva Tea. Conosciuta a Roma nel 1915, Tea, già laureatasi a Padova in storia moderna e in seguito specializzatasi in storia dell'arte a Roma con Adolfo Venturi, Tea rimase accanto a Boni fino al 1921, quando prese servizio dapprima come funzionario ministeriale, poi come insegnante di ruolo a Milano all'Accademia di Brera con incarico anche all'Università Cattolica. Il saggio ripercorre le vicende che condussero Tea, tra mille difficoltà, a rispettare la volontà di Boni di pubblicare buona parte dei suoi scritti, a partire dalla ponderosa biografia del 1932 in 2 volumi, fino all'edizione negli anni '50, appuntate sulla rivista Archivi, degli appunti di Boni sugli scavi del Foro. Le matrici del volume sugli scavi del Foro concepito da Tea per la stampa andarono infatti distrutti nel bombardamento della Cattolica, ma una preziosa ricostruzione filologica basata sull'ascito Tea, conservato presso l'Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere di Milano, viene riproposta da Federico Guidobaldi in appendice al saggio. Merito di Andrea Paribeni è invece aver concentrato l'attenzione sulla documentazione iconografica inedita del saggio boniano Casa Romuli, pubblicato da Eva Tea sulla rivista Archivi, ma decurtato dei modelli ricostruttivi delle capanne preistoriche studiate da Boni.
e a ora, grazie alla dotta indagine qui proposta dall'autore, a oggi restituiti agli studiosi e alla curiosità del pubblico. Infine, il saggio di Christopher Smith della British School at Rome ritorna sui legami tra Boni e la cultura anglo-americana, stavolta in chiave istituzionale. Se noto è il legame con John Ruskin, meno noti sono infatti gli scambi in realtà non tanto intensi tra Boni e la British and American Archaeological Society of Rome. Smith enuclea l'entità dei rapporti, sottolineando le capacità per così dire strumentali di Boni, che per quanto non facesse parte dei salotti, riuscì, proprio grazie all'abilità di stabilire connessioni utili ai suoi progetti, ad ottenere il doppio riconoscimento della prestigiosa laurea honoris causa sia a Oxford nel 1906 sia a Cambridge nel 1913. Interessante è anche l'ipotesi dell'influenza su Boni del capolavoro di Fraser, The Golden Bough, nel suo interesse sull'arianesimo legato all'origine indoeuropea della cultura classica e non certo come base per una supposta superiorità razziale, fraintendimento alla base delle manipolazioni del pensiero di Boni avvenute durante il fascismo e non solo. In conclusione, il volume affronta argomenti assai vari e pieni di spunti, originati tutti da una riflessione sull'uomo onilaterale, questa è la definizione di Daniele Manacorda, che fu Giacomo Boni. Assieme a Irene Favaretto abbiamo voluto pensarlo come un volume a più mani piuttosto che come gli atti di un convegno, capace di interessare, oltre che gli studiosi, un pubblico di curiosi e di appassionati di difesa del patrimonio culturale, di storia della cultura, di Venezia, di archeologia, di Roma. Non solo Giacomo Boni, insomma, ma l'essere attuale dei suoi innumerevoli interessi. Corredono il volume numerose immagini, poco note, come la splendida copertina che vedete alle nostre spalle. Questo è un disegno che si conserva attualmente all'Ashmolean Museum dell'Università di Oxford ed è un disegno giovanile di Boni che raffigura Cadario, stato commissionato da John Ruskin e comprato appunto da Ruskin al giovane Boni, o immagini a tutti gli effetti inedite, ulteriore elemento di pregio e interesse per chi vorrà leggere il libro. Di queste immagini noi abbiamo scelto di mostrarne alcune. Questo è Giacomo Boni nel 1922, Luigi Pellerano, che era un collaboratore del National Geographic, e volle dedicargli questo omaggio. È con tutta probabilità è una matrice fotografica dipinta. Oppure, lo vedete qui, il Palatino in fiore, siamo negli anni 13-15, diciamo, e ancora qui, sempre il Palatino in fiore, questa probabilmente è probabilmente la persona che era addetta alla cura della casa di Boni, che è Vittoria Luciani. Grazie. Potevi lasciare anche i fiori. No, guarda, a scelta tua. Vedo. Quella è sempre una tranquillità quando decidono dall'alto. Niente, è interessante anche questa parte di ricostruzione di un personaggio di cui viene fuori, credo, con tutta evidenza, diciamo, vengono fuori i contrasti che ha vissuto, i contrasti che ha rappresentato. Ricordavi la laurea honoris causa in Inghilterra, in Italia mai. Questo è abbastanza significativo, così come è significativo il dibattito chiamato, poi anche in lavori più recenti, tra conservazione e modernità, che è un dibattito che, ripreso nei termini di Boni, è estremamente attuale ancora. Forse la partita è chiusa, comunque è ancora estremamente attuale. Lo stesso è la divergenza di valutazioni, di pareri tra Bianchi Bandinelli e Carandini, anche quello è significativo di un personaggio di grande, non voglio dire ambiguità, ma di grande, non so come dire, di dimensione probabile, di possibilità di lettura. Ma a questo punto io chiederei all'autorità in fatto di Chiesa Marciana, procuratoria,
chiederei al dottor Vio, all'architetto Vio, di dirci qualcosa. Grazie intanto. Grazie Presidente. Anche su eventuali novità di cui abbiamo visto qualche anticipazione, non so, ma ne parleremo dopo. Va bene. Per quanto riguarda l'argomento Boni e San Marco, già è stato ampiamente e in modo veramente attento e secondo me esaustivo, parlato prima di tutto dalla professoressa Favaretto, ma poi dalla Miriam Pilutti-Namer. L'accostamento di Giacomo Boni a San Marco, che si riferisce agli anni 85 dell'Ottocento, nasce nel bel mezzo di un periodo di grande discussione sull'antico, sul modo di conservare l'antico, che nasce naturalmente dai pensieri e dagli scritti di Ruskin, che però a Venezia conduceva una sorta di piccolo laboratorio nella libreria di Ongania che riuniva i giovani intellettuali della città, a cominciare dallo stesso proto di San Marco di allora, Piero Saccardo, che non era ancora l'ingegnere della fabbrica, e Alvise Piero Zorzi, dopo che era uscito il suo fascicolo sui danni fatti alla basilica nel restauro della facciata sud, particolarmente danni evidenti nel rifacimento di circa il 39% dei mosaici del battistero che erano stati affidati a artisti moderni, i quali avevano interpretato in modo diverso i rilievi che lo stesso Meduna aveva fatto prima di iniziare i lavori, rilievi in scala al vero per quanto riguardava la forma e il disegno dei singoli mosaici e in scala 1:3 per quanto riguardava le parti pittoriche del mosaico stesso. Cioè erano rappresentati i colori in scala 1:3 da soliti pittori dell'Accademia di Belle Arti e degli acetati che venivano completamente dipinti, tratteggiati sulle figure. Però queste cose qua sono servite solo come orientamento perché i pittori, i mosaicisti poi che hanno eseguito i lavori nel periodo tra il 1865 e il 1875, cioè il periodo della demolizione e ricostruzione dell'intera facciata sud della basilica, hanno fatto una interpretazione chiaramente dell'epoca e in molti casi anche molto modesta. Tanto che lo stesso Saccardo, negli anni successivi, avendo preso in mano il potere decisionale, soprattutto con lo studio di mosaico creato nell'81, fece, su richiesta data al Ministero, la rimozione e il rinnovamento di alcune parti dei mosaici rifatti entro il 75. Io nel museo Marciano, per esemplificare questo fatto, ho messo tra le teste dei profeti che sono nelle cassine esposte nel nostro museo anche la testa di un profeta fatto nell'Ottocento, per far vedere la qualità modesta e addirittura sgradevole di questo intervento e giustificare in parte la forte azione dello Zorzi nel suo testo Osservazioni sui restauri della Basilica di San Marco. Questo momento coinvolge anche la figura di Boni, ma la coinvolge solo sotto un profilo meramente archeologico, perché non è che si interessi direttamente a quelle che sono i restauri della Basilica. Il suo interesse era un interesse sulla ricerca di origini romane nell'area lagunare e ovviamente anche attorno alla Basilica. Ed è solo la caduta del campanile che riporta Boni a Venezia e lo riporta
per 5 mesi, proprio nel periodo in cui dalla caduta del campanile al suo ritorno a Roma ci sono c'ha la possibilità di toccare da vicino e esaminare pezzo per pezzo i resti della fondazione del campanile crollato. Gioca anche in questo periodo un interessante tipo di rapporto, perché il crollo del campanile è stato una cosa che ha pesato in maniera drammatica sulla testa di coloro che erano alla guida della fabbriceria, cioè tutti i fabbricieri dal 14 aprile del 2, data della caduta, al 19, cioè in 5 giorni, vengono esautorati e licenziati. E lo stesso diciamo, percorso segue il proto di allora, cioè l'ingegnere della fabbrica Piero Saccardo. Però prima di questo avvenimento, qualche giorno prima, qualche mese prima, qualche anno prima, cioè almeno 3 anni prima, ci sono continui dibattiti tra il Ministero dei Beni Culturali, chiamiamolo così, e la fabbriceria attraverso appunto i progetti che Saccardo presentava per il consolidamento del campanile prima della caduta, con il rifacimento di gran parte delle murature, rifacimento della pedonatura esterna ovviamente, e con l'invio di fotografie e anche addirittura di pezzetti di intonaco che ornavano il campanile allora, che poi aveva il disegno sull'intonaco dei mattoni. La tensione si vede nella corrispondenza che avviene tra Piero Saccardo e Federico Berchet, una corrispondenza che diventa mano a mano sempre più personalizzata quando il pericolo del campanile diventa più presente. Il campanile comincia dalle ultime 2 o 3 settimane prima della caduta a fessurarsi, prima lievemente, poi sempre più, e vengono espulse dal campanile dei pezzettini di sabbia, dei pezzettini di malta, dei pezzettini di mattoni, da queste fessure sempre maggiori. L'ultima lettera, che è una lettera di risposta di Berchet a Piero Saccardo, è del tipo: Piero, non più egregio ingegnere, fai qualcosa, ma fallo subito, perché se no non è possibile. Piero Saccardo era ammalato di reni ed era a casa proprio in questo periodo qua. Lui riesce solo a dare l'ordine, era sabato, prima la caduta avviene del lunedì, a dare l'ordine di portare una recinzione attorno al campanile per fare in modo che eventuali cadute non giocassero contro l'incolumità pubblica. Fatto sta che il campanile crolla e quello che è successo dopo ve l'ho già accennato. Però Boni interviene in questo momento perché non è solo, a mio avviso, Saccardo che paga il fio della caduta, ma è anche Berchet, perché Berchet tutto sommato era il sovrintendente in un certo senso. Perché viene mandato via? Perché forse anche a lui viene attribuita una certa dose di colpa nella caduta, nell'avere rallentato o non rallentato, o comunque non avere guidato le cose perché andassero nel modo differente. Fatto sta che Berchet viene sostituito da Boni e Boni è lì che si guarda e si studia bene la fondazione. Prima deve essere eliminata quel cumulo gigantesco di pezzi di marmo anche, ma soprattutto mattoni che invadevano l'area della piazza, del campanile che si era seduto su se stesso proprio, per cui non aveva portato in una direzione piuttosto che in un'altra tutta la sua struttura. Si era seduto facendo un cumulo di macerie. Queste macerie furono portate fuori, 3 miglia fuori dal porto e scaricate in mare. Ogni tanto qualche mattone di questi di allora ritorna
io ebbi anche un amico che mi regalò uno di questi mattoni, dicendomi mattone del campanile, naturalmente era un'ipotesi, però aveva la dimensione di un mattone che era stato per molto tempo in acqua ed era tutto molto ben arrotondato. Chiusa questa parentesi, Boni si dedica e nella massa della fondazione trova agli angoli, a due angoli, due lapidi romane. Gli angoli, come forse sapete, erano i punti di massima pressione nel campanile, come è stato rilevato dalle analisi furono fatte negli anni 92-93 del secolo scorso per capire quali furono le origini del crollo del campanile. Ecco, lì sì, avveniva per la rotazione che aveva il campanile, come tutte le torri giocate sulla, come si può dire, sul riscaldamento dato dal sole alle pareti, la parete veniva allungata, quando si allungava spingeva sull'altra e si inclinava da una parte, poi dall'altra, poi dall'altra, in una rotazione che avveniva giornalmente, soprattutto nei periodi di calore. E in quel momento lì la tensione sul punto che era oggetto della rotazione era massima. E quindi la parte inferiore della fondazione, con la presenza della pietra più resistente che non dei mattoni, faceva notare come il peso potesse essere meglio sopportato. I mattoni che abbiamo avuto, la Procuratoria di San Marco ha avuto nel 1952 da parte del Comune di Venezia e della Sovrintendenza archeologica, che allora era diretta da Bruna Forlati Tamaro, quella che era già la moglie di Forlati, che al momento era proprio di San Marco dal 48, ha consentito di leggere, per le parti che ci sono state date, di leggere segni, timbri, disegni su questi mattoni che Boni riteneva fossero di origine romana, tranne alcuni che potevano essere di origine successiva. Questi pochi pezzi io ho presentato nel testo, che alcuni sono anche stati stampati a colori, e sono nel mio pensiero e della procuratoria precedente erano oggetto di una piccola mostra che doveva essere fatta alla base del campanile per ricordare anche a chi viene semplicemente a visitare il campanile che il monumento ebbe questo particolare evento, e di questo particolare evento questi sono i ricordi, assieme ad esempio al rifacimento delle 4 statue palladiane che sono, sansovignane scusate, che sono sulla facciata e che erano state rifatte in scala minore dallo scultore Munaretto a Venezia nel 1903 e di cui la Procuratoria ha avuto la possibilità di acquistare. Io mi auguro che questo possa avvenire in modo che questa testimonianza possa essere letta e possa arricchire la visita di chi dal campanile non guarda solo Venezia, ma vedendo nel campanile legge anche una piccola ma importante storia della struttura edilizia di Venezia e del suo centro religioso e politico, campanile e basilica. Grazie. Grazie per questo intervento che è anche una testimonianza, la testimonianza di cui le siamo davvero grati. E su questa testimonianza poi continuiamo con l'oggi, ma forse anche col domani. E darei la parola a Albert Hammerman, il quale in questo convegno ha avuto una parte importante in fase di avvio. In fase d'avvio, visto che questo convegno è stato
organizzato dall'istituto, qui dall'istituto, ma le prime spinte venivano proprio posso dire, dal grande amore di Hammerman per Boni, che è un amore condiviso. Non era il solo, questo Diamanti ne aveva parecchie, qua dentro siamo molti a volergli bene, ma l'appoggio è stato anche concreto finanziariamente. Cioè questo convegno ha potuto svolgersi così brillantemente anche per questo intervento. Comunque questo fa parte ormai del passato, non è un passato archeologico, ma della microstoria dell'Istituto Veneto. Adesso io darei la parola a Albert. Bene, così per la lunghezza posso aggiustare il tiro, parlo troppo. Lo aggiusto io. Sì, così, perché Ma non ce ne sarà bisogno. ci sono le novità e ci sono anche le novità su Boni, che brevemente illustrerà per come è in parte la difficoltà del libro di Evatea. E abbiamo imparato, conosciuto certe cose che ancora mette più in difficoltà quel testo. In questo momento, senza la TEA, non possiamo studiare i Boni. Senza quell'archivio a Milano, perché solo studiando nell'archivio si riesce a vedere veramente la persona, e così c'è questo contrasto anche che Miriam conosce meglio di me. Allora, io comincio con alcune parole. Sono veramente molto contento di essere qui tra voi e di avere di nuovo la fortuna di incontrarci e di poter riprendere i temi di discussione avviati con il convegno tenuto in questa sede 2 anni fa. Voglio davvero esprimere le mie più sincere congratulazioni ai curatori degli atti. Irene Favoretto e Miriam Belluti-Namer. Sente meglio adesso? Sì. No, vengo più avanti. Per la rapidità e per l'efficienza che hanno caratterizzato la pubblicazione del libro. Entro quasi 1 anno e mezzo è già stato stampato. A questo proposito vorrei ringraziare ovviamente Gerardo Ottali, il mio amico, e l'Istituto Veneto. I nuovi apporti di documentazione e di riflessione maturati con questo convegno consentono ora di valutare l'opera del Boni in un'ottica meno mitica e individualistica di quanto è stato fatto nel passato. I miei studi dimostrano che senza l'aiuto di varie persone nel percorso della sua vita non si arriva anche a Roma. E questo invece la presentazione che si vede nel libro di Tea è tutto un altro modo di presentare in una specie di senso dell'individuo italiano, eccetera, eccetera, che in un modo ci si può interpretare che era spinta probabilmente la Tea di fare un harbinger, si chiama in inglese, di Mussolini, capisce, un uomo che viene da basso, da niente, e così in 1932, quando ha pubblicato, c'erano gli elementi, eccetera. Questa nuova prospettiva globale è utile sia per valutazione oggettiva della personalità di Boni, sia per una più dettagliata ricostruzione dello straordinario dinamismo del momento storico e culturale in cui il Boni stesso ha operato. Il clima di euforia inventiva e di rinnovamento degli anni del bel epoca. Infatti, all'inizio del XX secolo ha rappresentato una circostanza senza precedenti che ha stimolato l'avvio di una moltitudine di progetti innovativi e la sperimentazione di audaci espedienti tecnici in tutti i campi, non solo nella scienza e nella tecnologia,
ma anche nella comunicazione, nell'arte, nello stile di vita, nella politica e anche nell'archeologia. Un esempio illuminante in questo senso è rappresentato dall'incontro tra Guido Baccelli, quarta volta il ministro della pubblica istruzione, che ha scelto Boni di dirigere gli scavi nel Foro Romano. A quel punto Boni non ha mai fatto un scavo di un sito classico e non ha mai pubblicato niente sul mondo classico. Non si può fare negli anni 60, 90, 80 del nostro secolo questo tipo di cose. Invece Baccelli ha apprezzato Boni in un certo senso, ha trattato come quasi un figlio e ha creato la possibilità che uno con grande praticità veneziana ha potuto realizzare quello che nessuno avrà mai immaginato che ha fatto Boni. Va bene? Così c'è questo rapporto, Guido Baccelli e Giacomo Boni, in cui il ruolo politico unito all'interesse, alla passione e alla competenza delle nuove tecnologie dell'uno si combina con la genialità, l'entusiasmo e l'esperienza pratica di terreni e di specifiche situazioni archeologiche dell'altro, Boni, in un rapporto estremamente proficuo per entrambi. Oggi vorrei parlare prima di Boni nel foro, brevemente, foro romano, e poi anche in piazza San Marco, lo scavo accanto al campanile fatto da Boni e Clarence Blackwell, che io ho scoperto nella biografia mai pubblicato di Blackwell, che spiega quell'avvenimento che prima non c'era. Ci sono 17 pagine di una memoria di Blackwell che era lì nella biblioteca a Boston, che nessuno ha mai scoperto. E per caso e questo ha cambiato completamente la luce su quell'avvenimento. E in seguito, e poi questo possiamo fare, tornare alle novità sulle origini nell'area marciana, cioè il risultato del nuovo ciclo di ricerca sotto la Basilica di San Marco. E qui adesso abbiamo le diapositive e passerò in inglese perché questo sarà più veloce e tutto nell'immagine si riesce a vedere. E prima di andare avanti è la collaborazione che io ho avuto con Vio in partenza di anni 93-94. Abbiamo lavorato insieme su questa sezione che va dal bacino all'orologio e poi riprendendo da aprile del 2014 che ci ha portato le novità che anche noi non abbiamo mai pensato. Questo è come Boni nel foro. Adesso abbiamo certe novità qui, di cui parlo brevemente per dare un'idea di cosa si può vedere. Questo hanno fatto 73 sondaggi, cherotaggi sotto il pavimento, mosaico della Basilica, di cui torneremo. E abbiamo trovato 2 noci di pesca. These are peach pits. Che per la datazione a carbonio 14, questo è il massimo della possibilità, perché ha una vita di 1 anno, c'è una grande quantità di carbonio 14, si arriva a un era standard, era bellissimo e c'è un grande salto di qualità nella datazione del tempo prima di San Marco, del IX secolo, come vedremo. Qui siamo al foro. Questo è il disegno che noi abbiamo fatto. Lo scavo
più importante che Boni ha mai fatto nel foro è quello asterisco rosso. Sto parlando in italiano, perché quando sono arrivato 2 o 3 giorni fa non era, è come un cellulare che uno deve ricaricare e non credevo che riesco a parlare in italiano ieri e invece pare che fa abbastanza bene. Ad ogni modo, this is the forum. The red asterisk is the important excavation that Boni did, which we all use, and we'll see a little bit of this. The yellow are the things from the regal period. That's the archaic. This is what it looked like. There's a person called St. Clair Baddeley, the correspondent from the Times of London, who was a good friend of Boni. In his memoirs, describes all of this powder. And it was a wild scene. It was not this orderly excavation that we see. And we can see Lanciani. You see the person in the white hat standing? That's on your right. That's Lanciani. He's always taller, and he wears the same hat, and so forth. And this is the Basilica Aemilia being smantellata, proprio, non è un scavo stratigraphico. Here we see the protagonist standing on the top, Bacelli, Guido. This is king of the castle. And this was his excavation in the forum. With Boni was the technical. And Boni is seated on his right. And Boni is sitting down because he is tired. He has been doing so much work. He's digging 3 or 4 sites and all of this thing, and he deserves a rest. On the right, there is Bernabé, who was the director. See, I don't know if I can do this, but anyway. And on the left side, we have Pigorini, who is a famous prehistorian who was from Parma, where I taught for 20 years, and so forth. And then as we go down, we have Gatti, we have other people, and we have Lanciani. Bacelli created a little commission with Lanciani, Gatti, Bernabé, and these people who made it possible for him to do what he wanted using Boni in the thing. And there's even better stories about this because Bernabé and Lanciani were in castigo per scandalo e non potevano fare niente, perché c'è una cosa divertente. Questa è la pubblicazione che hanno fatto subito. Hanno scavato 5 o 6 siti in meno di 12 mesi, esplorazione e lavori in corso nel foro romano ordinati da Guido Bacelli. Ecco, questo dà un'altra immagine. Questa è Bacelli, sempre nel centro, Lanciani e povero Boni, che è più o meno questo figlio che fa quello che deve fare. E vediamo l'intensità del lavoro che è fatto nei primi anni. Lui parte in ottobre 98, tante belle cose. Impossibile, non c'è nessun archeologo vivo capace di fare tutto questo in 15 mesi. Una delle cose interessanti è la linea Balloon Photographs, vedi? Che questa innovazione di Boni di usare il pallone. Balloon Photograph. Adesso conosciamo la vera storia, che non è Boni. È uscito proprio durante il momento del convegno. Io ho parlato con Bolzani che deve essere un libro su Bacelli, perché lui era il protagonista, questo personaggio incredibile, e qualcuno ha scritto questo libro. Si chiama Luca Borghi, Il medico di Roma, il titolo, esce nel fine di 15, in cui non parla molto di archeologia, ma spiega che Bacelli ha un grande interesse sulle foto in alto. E lui ha combinato con il generale dell'esercito che fa questo di portare nel foro. E l'intelligenza dei Boni di sfruttare questa opportunità creata da Bacelli.
Ovviamente questi Borghi, quando scrive, lui non spiega, perché non sa l'archeologia, non parla, ci sono 3 o 4 paragrafi, capisce? E questa è una cosa bella, che la persona che ha fatto la spinta di una delle innovazioni non era Boni, ma era proprio Bacelli. E qui vediamo il disegno alla destra di Boni e la foto ho girato e si vede che lui ha potuto approfittare, ha sfruttato bene. Guarda i due, e questa è una cosa bellissima, perché Boni era capace quasi istantaneamente, ha creato, questa è la reggia, 4 altri archeologi prima, ha scavato nei primi anni 10, hanno fatto un macello. E Boni ha messo in ordine, anche uno era Lanciani, che non sa scavare. Poi andiamo avanti velocemente. Quello che è successo, Boni scava al comizio, che è il comizio davanti ovviamente alla curia, che vedi alla destra. E c'era un tram, cominciano a scavo, trovano il Niger Lapis, anche altre cose, e quello succede, hanno dovuto bloccare, era bloccato lo scavo per la linea di tram che passa, vedi questa chiesa qui, San Martino e Luca? C'era linea di tram a quel livello, capisci, prima di andare giù. Così mando un telegramma, Boni, a Bacelli, lui in un arco di 2 o 3 settimane ha tolto il tram. Invece in quell'epoca, che non deve essere divertente per chi usa questa linea, ma anche in quell'epoca, anche Miriam ha scritto di queste cose, che non si può mai immaginare più che c'era un tram che corre proprio nel foro romano. Così vediamo un po' di lavori. Moltissimo, troppo. Era già overextended in inglese, super overextended, impossibile fare tutto questo. Vediamo excavations nella Basilica Emilia, queste sono pubblicazioni nelle notizie degli scavi, demolizione di una chiesa intera di cui era criticato. Proseguono tutti i lavori, pubblico metodi, tutte queste cose. È l'unico di usare il metodo stratigrafico nel scavo di siti classici. Ormai da quest'epoca e da 50 anni in Europa si fa gli scavi stratigrafici e i Spigorini a Parma già negli anni 70-80 era bravissimo per questo. Andiamo avanti velocemente. Così, quello che vorrei parlare brevemente di Sepolcreto, che questo è il momento di catarsis nella vita, il momento critico in cui lui ha pubblicato nell'ultimo anno della sua vita, quando era nel Senato, scelto da Mussolini, con anche quello che era, come se Davide Giordano, il medico qui a Venezia, presidente dell'istituto una volta, Agnelli, varie persone, perché lui ha avuto l'idea, e questo ho scoperto in questa pubblicazione in una rivista fascista di quell'epoca, che nessuno di noi che lavoriamo nel foro, io ho lavorato per 20 anni nel foro, capisce? E pubblichiamo, scriviamo, ma Boni ha avuto un'idea molto chiara, ha pensato che il foro era il vestibolo del Sepolcreto. Il suo compito di trovare il Sepolcreto. Ha tentato di fare. Ci sono anche nel libro di Bernabé, parla con il re Bernabé e dice perché sta facendo un casino, Boni, perché sta facendo buchi dovunque sulla via sacra. Un macello. E Bacelli ha avuto la possibilità di andare su nella sua carriera, diventa ministro dell'agricoltura, commercio, capisce? Il percorso per divenire il primo ministro. Lui lascia la pubblica istruzione a uno, si chiama Nunzio Nassi, famoso per scandalo, eccetera, che voi italiani tanti sanno, per corruzione, eccetera, viene da Trapani, eccetera, e lui sta per cacciare Boni dal foro, proprio, di non fare più questi scavetti cercando per il Sepolcreto. In aprile
di 2009 ha trovato la prima tomba. E questa è la famosa fotografia di questo. Vediamo, continua. E questa è la fortuna di Boni, perché se lui ha continuato a scavare i siti classici, non era veramente capace di pubblicare i siti classici. Ha questo sepolcreto che è protostoria, preistoria, tombe, è facile scavare le tombe, fatto bene, e così lui ha fatto 6 o 7 relazioni, scavato bene, e ha potuto avere un certo concentramento su un argomento invece di balzare da un sito all'altro e così via. Va bene? Poi quello che succede è che comincia a fare scavi a Equus Domiziani, proprio nel centro, quell'asterisco rosso, poi continua e ha fatto quel sondaggio 6 metri di profondità, che non ha mai pubblicato, non ha mai scritto una relazione, ma ha fatto una documentazione archeologica. Questo già nel 1904 sa scavare bene, era bravissimo. Produce queste cose, impossibile, sta scavando in 2 metri di acqua. Capisce? Questo parte a 13 metri, a 9 metri c'è acqua, la falda, e lui arriva a 7 metri. La difficoltà, ha tutta questa stratigrafia, la difficoltà è questo. In fondo cosa trova? Ci sono gli scheletri, ci sono i morti, questo è il sepolcreto. Ma in sua teoria questo deve essere il vestibolo e non così. Quello che è successo, I don't know, in a nutshell, what Boni decides is that he's going to put the skeletons in the closet for the rest of his life. And never, because what happened, he found the wrong thing for his theory. He had found the sepulchretum. This was supposed to be the vestibule, the hallway to meet and so forth, where the people would actually come together to talk near the ancestors. This is where decisions of society, early society, should make. This is not such a bad idea. And he gets this from ethnographic parallels. This is beautiful from the point of view of archaeology, doing art. So Boni is doing this beautiful thing, but then he finds this, and when he tries to describe it, if you search through the archives, he describes these bones as disarticulated, as tutto per aria. And Evatea, in la biografia, alla rinfusa, le ossa sono alla rinfusa. Quello che un archeologo vede è che sono tutte le ossa articolate e ovviamente non riesce a trovare, era bloccato psicologicamente. Questo è un esempio della tomba, prima tomba, e poi questa è l'altra novità che è veramente importante. Vede questi bei disegni. C'è una grande creatività, è una bella documentazione. Quello che descrive Thea è che Boni ha parlato prima di scoprire questo con Comparetti, quello che si chiama il padre eterno del Lincei, che non fa scavi, ma ha i soldi di dare a scavi a Creta per gli italiani, capisce? Non guardi questo. Con cui deve parlare Boni, perché non ha mai scavato una tomba di questo tipo. La persona a Roma era Pigorini, era là in questo museo in partenza sulla preistoria, di cui non c'è una parola di Thea, ma risulta, se uno legge attentamente Bernabé, che infatti quel giorno, 22 aprile, prima di scavare, Boni ha chiesto Pigorini di andare sul sito e spiegare cosa deve fare. Questo è bellissimo, capisci? Ci sono quello delle balloon che va contro, ma quello che ha fatto Boni va molto meglio di quello che si descrive la Thea, capisci? Perché questa è la persona, questo è come si deve lavorare. E questa è una cosa bellissima. Poi andiamo avanti con... Poi quello che io ho scoperto, che ci sono tutti questi della sua età, tutti settentrionali, che il nuovo Stato italiano ha creato la possibilità. Per fortuna, i primi 20 anni non funziona lo Stato. Se arrivano lì, no, in quell'epoca non fa.
se arrivano dopo la seconda guerra e lo Stato esiste e non funziona in altro senso. E tutti questi giovani, belle persone come Adolfo Venturi, che è il primo professore della storia dell'arte in tutta l'Italia, a Roma, Venturi e Boni erano nello stesso, stanza, nella Minerva. E la descrizione più divertente, è quello, una quasi mezza pagina, la descrizione di Boni come era prima di andare al foro. Ha detto che nessuno conosce Boni, lui ha 1000 idee che girano sulla testa e secondo Venturi manca completamente la praticità se uno ha dato il compito di scavare e uno ha chiesto in 1897, nessuno crederà che Boni... Sì, adesso andiamo alle novità. Siamo alle novità, per fortuna. Così andiamo a Piazza San Marco. Questo è lo scavo. Tanti conoscete. Questo 85, lo scavo su un lato del campanile. E la sezione non è un scavo stratigrafico, questo è il disegno della facciata di un monumento, capisce? Ci confondono, capisce? Anche Boni stesso in un articolo, lui ha fatto questo, ma non è un scavo, anche Tombolani ha già detto questo in 88, eccetera. Quello interessante però è che quello di cui parlerò è che Boni ha avuto l'impulso di fare quello che vedremo. Noi e Trio abbiamo scoperto, in un certo senso, perché Boni ha lavorato al foro e anche proprio Piazza San Marco. Vuole andare sempre giù, come io, sia a Roma, ma noi usiamo i carotaggi e andiamo più profondità, eccetera. È la cosa interessante. Questo dà l'esempio della capacità di Boni, per questo riesce a fare quei bei disegni. Ma non è un scavo archeologico. Poi io vado avanti, voi conoscete tutta questa cosa che si parte da Oderzo, si va a Erclea, si arriva a Malamocco, 742, si va a Rivo Alto, si vede 2 fiumi che non sono dove Venezia, c'è il Brenta, Sile, eccetera. Così, c'è la famosa... I veneziani, nella tradizione, Chronicle Tradition, hanno dovuto intentare una partenza romana. Così è quella 421, che anche nel tempo, quando hanno deciso di fare, e voi conoscete questo meglio di me, questo è il 1460, nel Senato decidono di fare un nuovo arsenale, l'ingresso portale, e Flavio Biondo già spiega che questo 421 non era la data da scegliere, ma loro hanno detto no, andiamo avanti lo stesso. Voi conoscete questo tutti, che c'è l'età. This is the age of 1460, and then on the other side you have the years ab urbe, like you would have in Livy from the beginning, which gives you 1460. Here we are, I'm with Maurizio Di Meni, who, because in the same way that I say, Boni could not have done it without the help of other people, without the help of Maurizia, I would not be here. She invited me to come and do this work. We worked for 10 or 12 years together, and then from that, I ended up meeting Gerardo. Gerardo put me in contact with Miriam. Without Miriam, what we found in the archive would have taken me many years, and the whole story of this, and then I worked with Etere, and in some ways, this is a story of this network of people coming together with the right skills. And I'm going to show you what we did. This is in the Marciana. There's a restauro, and Maurizio asked me to make a core, several cores, from the base of the excavation, where there's water, down 3 meters. This was very difficult work. I'm probably about 50 years of age here, and miraculously I managed to do this. I could not do it anymore. And this person here
is a geologist who's making sure that I hold this thing perfectly vertical, because if it goes out of vertical, we can't do it. So what we're going to see is there's 4 red circles here. These 4 red circles, we can go much faster now. Each of these has pieces of wood, reeds, bone, that date to the 7th and 8th century AD. That is the time before San Marco. So we have the Marciana, we're going to see the Piazzetta, we're going to see B5, which Ettore did with his coring, and then last but not least, we're going to see the Salto di Qualità, which comes from working on the cores beneath. So here's the work in 1993. In the winter of 1993, where there's no people, we go down. And what do we find? We find at a depth of about 2.8 meters below sea level, we find pieces of glass which are made glass natron. This is ancient glass. This is Egyptian glass, not the Venetian glass. Okay? There's pieces of bone, there's wood chips, so we can actually date this with AMS, accelerator dating. This is the kind of thing that was only beginning in the early 1990s at San Lorenzo di Castello, working initially in 92 with Maurizio. We have like 8 dates, which all go back to the 7th and 8th century. So this is the first time there's well-documented presence of people in Venice going back to the time before the 9th century. We use the same thing in Oxford, where you can date actually a single reed and so forth. And then we're going to go to this core. See the one in the center. This is the thing that Ettore did and that he allowed us to study. And where the triangle is where we're going to see there's 2 beautiful pieces of wood. And one of them is this piece of wood, which you're not going to see. This is actually work by a craftsman, Artigiani. It has 81 rings. You can do dendrochronology on this piece, and you can do the C14 dates. You can see here, we're not going to go into all the details. Now we're going to go to the basilica. We dated these already and published this in 1995. When we did it at that time, we have all these early dates, but we have the error values are 50 anni, 50 years, più o meno 50. What happens is today, what we can do is plus or minus 20 years, più o meno 20. This changes the whole thing. This changes everything. So here's the basilica, here's the cores and the zatterone and all these things. Sono tutti posti dove sono stati fatti i carotaggi, questi. Sì, questi sono tutti i carotaggi, ci sono zatterone, pale. This is the kind of work that was done. This is by this Ismes, this famous company. E i carotaggi a che periodo portano? Sì. Allora, così. E quello importante sono S4 e S5, proprio nel centro, in rosso, soprattutto 4, perché quando andiamo, questo lo faccio velocemente, zatterone e quelle cose, planks, horizontal planks, 10 centimeters thick in oak, quercia, that are supporting, these are the wooden shoes. Quercia, non Quercia. larice. No, quercia, tutto quercia, che ha un grande valore. E poi sotto sono i pali di otano, alnus, va bene? Che questo tiene su. Poi, quello che abbiamo visto, ci sono i disegni, è documentato molto bene. C'erano nel fondo di uno dei più profondi carotaggi piccole tracce, elementi di legno. Così quando ho guardato, cosa ho scoperto? Ci sono questi 2 pitch pits, uno accanto all'altro. Ovviamente, questa è una scoperta. Subito. Questi sono al livello più basso. Sì, queste sono a 2,80 metri sotto il medio mare, che il livello in terms of relative sea level per 800 è stato meno 1,50, 60. Questo è già più di 1 metro sotto. Questo è un canale riempito. E così, io ho già capito subito, perché io ho con me tutta un'equipe di persone che studiano il legno, dendrochronologia, questo e quello. Loro vogliono mettere questi insieme con altri pezzi di legno in un sacchetto. No, io prendo questo,
metti in questa canestra i film con alluminio, facciamo come si deve, eccetera, e così anche datiamo. Così abbiamo datato a Arizona, abbiamo chiesto loro di fare, perché la qualità della datazione dipende da anche la lunghezza della misura. Ovviamente in questo per AMS, Accelerated Mass Spec, c'è una quantità di carbonio infinita per loro. E quello più importante è vedere la tabella sotto. Questa è troppo complicata. Invece la terza linea, questa è la datazione non calibrata. E vedi, uno è 1311, più o meno 25 anni. L'altro è 1310. Un anno di differenza e 21 anni. Con questo si arriva, vedi in basso, invece di avere datazione con la probabilità, queste sono molto più netti, chiare, e cadono 3 datazioni, c'è anche 2 pesche di noce, più un fragmento di carbone, esattamente la stessa datazione, e vedi la differenza, questi sono delle metà di anni 90, e questi sono quello quando uno ha un errore superiore, capisci? Molto meno. Così questo cadono con 95% di probabilità, e ci sono 3, così questo dà una probabilità 1 a 1000, tra 660 e 770. Molto prima dell'800. Sì, queste sono sicuramente 2 generazioni prima dell'arrivo del Dodge. Arrivo alto e 3 generazioni prima, forse in quello può essere 4 o 5 generazioni. E questo perché prima abbiamo datazione, che questo era sicuro che questo era prima, ma non era così precisa che si può dire che sicuramente almeno. E questo è un passo avanti notevole per la nostra conoscenza. Questo cambia tutto, secondo te, perché vuol dire che quegli anni attorno all'800 in cui comincia a popolarsi l'area in realtà sono molto più risalenti, stando a questi dati. Adesso leggo questo, perché questo in 10 minuti possiamo andare avanti, e questo è velocemente più chiaro di fare spontaneamente. Ci togli qualche certezza. Sì, vediamo. Così, questa è la curva, e per questo dà un'idea, perché quello che conosciamo in 4 casi si tratta di canali riempiti nel VII-VIII secolo. Questo indica, in 4 casi, ci sono anche evidenza che sono sedimenti antropici, capisci? Pieno di... Qui abbiamo... This is Bruce Selleck has examined the grainy sediment of clay silt found in association with the 2 fruit stones, the peaches. Based on SEMEDS methods, these are all under the electron scanning microscope of analysis. His study shows that the sediment is an anthropic one, and there's a whole range of elements. This is actually a piece of pottery, but this is a tiny, tiny, minuscule fragment, residue, shown in the imagine taken is using a scanning electron microscope. Here we see a tiny ceramic fragment based on the relative peaks, the chemical peaks of aluminum, silicon, and potassium. You see the thing in the very center there, which is flat, and then doing this, you can actually say that it is pottery from these chemicals. So we go back to this thing here. Turning to the wider implications of the new results for how Piazza San Marco began. What is striking is that the ages of the new high-resolution dates go back at most only to the second half of the 7th century, seconda metà del VII secolo. 16 together, al massimo. Together with the dates from other 3 sites in the table, the conclusion to draw is that the pre-history, pre-history, not prehistory, of the area of the piazza has a rather shallow time depth, one that spans only a few human generations. Now, we know that Torcello has things which go back to Roman times, 5th century, 6th century, and others.
This is in marked contrast with the situation in the northern lagoon, where occupation is well documented in the Roman period at a site such as Torcello. Here we see the scavo that Maurizia and I worked on, and so forth. Now, in addition to producing the tile structure shown here, which the Min dates to the 2nd century AD, and this fits with its elevation. It's a sort of walkway made of Roman tiles. The excavation below the church, that is the one on Torcello, and the one just to the north, on the north side of it, which we'll see in a second, have brought to light the architectural remains of a small room made with brick walls dating to the 5th century, which we published in the catalog. And this is outside, 7 meters away from this walkway inside, under the church. You see the same walkway in the same alignment. This is a real structure, and this is from these Roman times. And what we have up here are things dating from the 6th century. You have these simple houses, with each has a hearth. There's 2 of them. They have thatched roofs, and so forth. Now, there's nothing like this in Venice. So we go back to, and I won't go into the thing. What happens is that what we now start to realize is there's nothing in Venice from archaeological proper excavations in the 20th century and today. And there's many excavations done by Marco Bortoleto. Okay? Every time they put in, and for a hotel, these things, there's hundreds of excavations that have been done. There's nothing before the 6th century. The one thing that was before the 6th century was by Tuzzato at San Pietro di Castello, but Bartoletto re-excavated that, and he decided, he went down much deeper. He looked at the pottery, and he realized that it wasn't from the 5th century. It was from the 6th century, even maybe more recently. Okay? So what happens is, what does this do with how the people in Venice who had the chronicles and so forth? Most of the great historical cities in Italy did have Roman roots. The Venetians were looking for them. And this is something that the Venetians obviously longed for. However, support for this idea is not to be found in the ancient sources, if one looks at them carefully, and there is no standing ruin of Roman age within the area of the city itself. But this did not stop those writing in the Venetian chronicle tradition from inventing such roots. As part of the myth of Venice, what was cooked up was the story of the foundation of the city by 3 consuls from Padua in 421. This legend makes its first appearance in the chronicle tradition, in the Chronicon Altinate in 1081-1204. And this is the kind of thing that Gerardo works on. So what we have here is that then this gets reified in stone, and it's the birthday of Venice. This is 421. I'll read this because this is actually, as mentioned before, this foundation date was then reified in stone when the Arsenal portal was built in 1460. For years to come, the Venetians would remain attached to this date as their city's birthday. At the same time, there were some scholars, even in the last century, Dorigo, who kept trying to argue for Roman roots, notwithstanding the fact that no reliable archaeological site that goes back to the time before the 6th century had yet to be excavated within the area of the city. And then I talk about this Tuzzato and Bortoletto and so forth. So we come back to this. For those who live in a great city, it is heartening to imagine that their city had a great start as well. This is even the case of Shanghai and Singapore, which is very hard to kind of cook up today. But anyway, you want to have a good... If it did have a modest or uneventful start, then there would be nothing in the remote past to celebrate and give its citizens a sense of identity. The worst case would be for a city to have a late start and a modest one as well. This was just the position that the Venetians found themselves in. Over the centuries, they tried to deal with the problem in 2 ways. One was to create legends, such as the founding of the city by 3 consuls from Padua and so forth, and that gave them
these ostensible putative Roman roots. The other strategy was to claim that it just sprung to life sort of like from a clean slate. And this is in the tradition, if you read the chronicle tradition, the historical tradition. The other strategy was to claim that the city began simply from a clean slate. There was nothing to be gained by having a modest start at a place called Rivo Alto in the 8th century. Accordingly, the events of that century were played down by the Venetians and largely forgotten. In fact, intentionally forgotten, in my view. This meant that the invisible 8th century, we have no icon of any kind for the 8th century to tell us that the 8th century exists, was then followed by the truly memorable 9th century. This is the way to create your start. Recall that as part of the concerted effort to keep the slate clean in the time before San Marco, the Venetian chose, for instance, to suppress the significance of the early basilica on the island of Torcello, as we know from the book by Elisabetta Crouse-Pavin. In short, the Venetians had for centuries a good deal of ambivalence when it came to the question of how their city began. On one hand, there was the notion that it had Roman roots. On the other hand, there was the idea that the guiding hand of Providence had made it possible for the city to arise from a clean slate. But neither position turns out to be correct. As we now know, the civic center of the city did not start from a clean slate. We look at this. It's not a clean slate, right? There's stuff there in the 7th and 8th century. And they're doing something. That's the interesting. But Roman grandeur was not part of the story, or played no part in the story. What was involved instead was the low-profile work of consolidating the ground and filling in the canals that once crossed the area. And we now have evidence for 4 of these based on the elevations. If you look at the elevations here, you see where these things are coming from. They're all coming from a meter and a half, even 2 meters below where sea level was at the time. Now I'm closing. By transforming the landscape in what had once been a marginal place, it was possible to create a large contiguous space where, in the due course of time, the new civic center was established in the early years of the 9th century. Here it is worth recalling that transforming the landscape has recently emerged as a new theme in the archaeology of early Rome. That is the reclamation of land in the Forum Basin to create the Forum. This is the new interpretation of how the Forum began that I first developed in 1990. And then of the High Carolingian age, the construction of terraces as a feature of its architectural rhetoric. And the filling in of these canals is in some ways can be connected with the terraces that were being made in the Carolingian world. This is not the place to go into the details of these landscape transformations, but this is now where archaeology is. This afternoon, our interest is in the age-old question of how the city of Venice began. And we now have more light on this. What we are coming up with is a new narrative line of interpretation for how the piazza began. One to reflect upon and explore further. One way to think about this is throughout the 20th century, there was a great deal of writing about the myth of Venice, a criticism of how none of this stuff could be correct. And so it was essentially a negative narrative. If you were a person in the Liceo who had to read about this in various things, what you got was this thing that there are these legends, this myth, and there's nothing. Instead, what we have now, I think, is a positive story, which is a green story, which is what Alberto Vitucci was interested in. What we are coming up with is a new narrative line of interpretation for how the piazza, one to reflect on. To put it in other words, the task of the archaeologist in our time, the person studying these cores under the basilica, is to bring discourse on the origins of Venice back down to earth. What they were doing was intentionally transforming the landscape and environment to create a different kind of landscape, and in this case, one which was large enough and open enough
to be able to sustain a civic center. Now, I have actually studied 3 cases of this. One is in the Agora of ancient Athens, one is in Rome, and now with the new kind of evidence we can get from beneath, I had already started thinking in this direction about the piazza, but now with those 2 peach pits, the new dates, and this sort of thing, we can see that this is taking us, and we can see that what you wanted, what becomes the civic center of a great city, always starts as marginal land because you need a big space. What you do, yeah. And so what happens is, we're at the end of it. What happens in the case of both Athens and Rome, they dememorize the relocation of an earlier civic center to make it possible, because they want the center in time to be the center in place as well. And you can see this in the case of Venice. When you go to the Sala Scrutino, do you see the doges from Malamocco? No, there's no doges. There actually should be doges. They have the names of them, they know these things, but they absolutely will not show you a doge, so there's no continuity with the past. And this is the same kind of mental erasure that the Venetians used, and so I'll just stop at this point. This is now, and this is how I end the thing. To put it in other words, the task of the archaeologist, so forth, is discourse on the origin, back down to earth. Boni was already toying with such an idea when he was working beneath the Campanile more than a century ago. Now it has come home to roost in the place where Boni made his first excavation. And I'm going to stop here. I mean, this is actually quite beautiful, the symmetry of this, and also the parallels in my life and Boni's life, where we worked. They're the only 2 people who ever had a chance to work both in the Forum and in Piazza San Marco. I have to thank Ettore, because without the good offices of Ettore, what I just showed you would never have come to light. Senza i suoi legni, poco lontano forse si sarebbe andati. Bene, grazie. Fermo, sì. Dunque, purtroppo non c'è molto tempo per discutere, ma ci saranno altre occasioni in cui si può discutere. Sì, di Boni e io credo però che si possa dire subito una cosa, che quel dubbio che c'è sempre stato in chi si è occupato di questi temi, di questi periodi, sul fatto che fosse, lasciamo stare i romani, lasciamo stare le invenzioni tarde che sono veramente pura favola senza nessun supporto, ma l'idea che Venezia nascesse nell'Ottocento circa, con i Partiziaci, con i Carolingi, con lo spostamento da Malamocco e tutto questo, cosa di cui abbiamo sempre dubitato poi, anche se è la vulgata che continua, il momento in cui comincia una residenza a Venezia. Ecco, io credo che sia molto importante il risultato di questi scavi, perché finalmente ci dà qualcosa di concreto e non le invenzioni di una storiografia, quella veneziana, che è sempre stata abilissima a partire dai primi secoli in cui compare nell'inventare se stessa. Comunque sì, penso che questi nuovi dati che hai portato siano una conferma di vecchi sospetti con nuova documentazione. Io darei la parola a qualche domanda forse molto rapida, dandoci poi appuntamento a una qualche prossima occasione per un incontro specifico su quando nasce Venezia. Chiedo se c'è qualche domanda o occorre meditare su questo, soprattutto da parte di chi si intende di scavi e non solo di fonti scritte come chi parla. E se non ci sono domande, diamoci appuntamento per una seconda puntata in cui ti avremo di nuovo qua per metterti sotto tiro, sì, perché non è detto che diamo necessariamente... È una cosa da riflettere, anche non è un risultato definitivo, ma è quello che noi possiamo dire,
e c'è da pensare, riflettere, e secondo me la cosa più importante è di cambiare marcia da quel specie di critica mito di Venezia, che Venezia non è un mito, ma non ha questa partenza grandeur di Roma, ma veramente quello che facevano i veneziani, di trasformare il paesaggio, che è un argomento per il XX secolo, è il nostro argomento, capisce? E questo è già il succo di sviluppare molto di più, perché io ho proposto, anche con il nuovo prodotto, che dobbiamo fare nuovi carotaggi, con strumenti. No, perché ci sono carotaggi che sarebbe possibile sviluppare facilmente, altrettanto di quello che abbiamo ancora trovato. Diventerà un formaggio coi buchi. Ne avevamo fatti 70, una roba del genere. 73, 4, Sì, appunto. La cosa straordinaria è che sono sempre rimasti in magazzino. No, li abbiamo dati tutti a lui. Sì, ma poi li avete dati a lui. Ci vuole uno che li interpreta, quantomeno, insomma. Io mi scuso, ma voglio ringraziare la professoressa Favaretto per la sua illuminata conduzione dell'attività di proto di San Marco, di procuratore di San Marco per la cultura. E quelli che mi hanno aiutato, la Maria da Villa Urbani, la Chiara Bianca e l'Antonella Fumo, per il testo, e naturalmente all'Istituto per la pubblicazione e la Sediari, che ha voluto contestualizzare il lavoro in un modo molto perfetto e molto accurato all'inizio del testo. Grazie. Bene, allora l'Istituto ha fatto solo il suo lavoro, quindi grazie a tutti, grazie a chi è venuto a sentire queste novità e grazie a chi verrà per ridiscuterne. Grazie mille.